Ben ritrovati, ripartiamo da Piazza Borsa, centro storico. Oggi la festa dello sport con la premiazione di 14 polisportive. Per noi è un grande orgoglio, però siamo un po' rammaricati perché nello sport il volontariato sta sparendo. Per questo le persone come me che sono vissute col volontariato oggi vedono che fare sport è sempre più difficile. Leonardo Bon, che l'Associazione Polisportiva di Santa Bona l'ha vista nascere, lancia il suo personale messaggio proprio nel giorno della festa dello sport alla politica e alle nuove generazioni. Oggi 14 società sportive della marca sono state premiate dal CONI, da Oderzo a Roncade, da San Vendemiano a Treviso. Volley, judo, rugby, atletica, c'erano tutte realtà che sopravvivono per dare una formazione non solo sportiva ai più giovani, ma anche e soprattutto grazie al volontariato. Quanto ha sofferto lo sport in questi 2 anni? Ha sofferto tantissimo lo sport in questi 2 anni, c'era un bisogno estremo di rientrare a fare quello che i nostri ragazzi erano abituati prima, ma anche con ulteriori stimoli, e quindi noi dobbiamo semplicemente ringraziare tutti i volontari, tutte le realtà associative che si adoperano per questo. Noi che facciamo attività anche per ragazzi disabili sono quelli che hanno sofferto di più poi all'interno di tutti quanti, e la socialità è quella che è mancata molto. Comunque adesso stiamo riprendendo. L'energia è un tema attuale, siamo riusciti comunque a superare tutto, adesso vediamo questo, però ci serve aiuto perché è veramente un rincaro importante che ci sta mettendo veramente in difficoltà. Una targa e un assegno di 1.000 euro che servirà per sostenere le spese. È una riconoscenza veramente per queste associazioni sportive che hanno abbracciato il progetto dei centri CONI, che è molto vicino veramente allo sport come intendiamo noi, lo sport di base che deve essere fatto con certi criteri, soprattutto anche criteri di educazione e di divertimento. Lo sport che allena ed educa, lo sport come risorsa per il corpo e per la mente. Da qui la necessità di riconoscere l'importanza di questo segmento della nostra società che alla fine è fatto di persone. Essere vicini al mondo dello sport significa crescere cittadini migliori, rispettosi delle regole, rispettosi di se stessi e rispettosi della comunità. E attenzione che comunque lo sport non è solamente per le nuove generazioni, ma aiuta anche a mantenersi psicologicamente e fisicamente bene anche a chi non è più giovanissimo. Adesso vi facciamo vedere le immagini della festa dello sport che poi nel pomeriggio si è trasferita a Zero Branco. Siamo a Villa Guidini con le prime esibizioni delle polisportive di judo, e poi c'è stata anche la kermesse delle ragazzine maggiorette, tante prove, tiro con l'arco e non solo, tanti allenamenti per una festa dello sport che davvero ha interessato tutta la marca trevigiana. Volontari di protezione civile questa mattina sul sagrato della chiesa votiva di Treviso per distribuire volantini per ricordare l'appuntamento alla cittadinanza con la presentazione del piano di protezione civile comunale. Il piano è in viaggio quartiere per quartiere e sarà esposto a Sant'Antonino giovedì 9 alle ore 20:30 al Cinema Teatro Aurora. Dalle zone più sicure del quartiere alle postazioni individuate nel piano dove far confluire i cittadini in caso di emergenza, aree di attesa e zone di raccolta. Il viaggio del piano, lo ricorderete, era iniziato il 31 marzo a Canizzano. In pellegrinaggio dalla Madonna salvata dal papà durante la guerra sul Piave, è il gesto di fede e ricordo di 5 anziani fratelli che si sono ritrovati a Covolo di Pederoppa. Tutti assieme arrivano quasi a mezzo millennio, considerato che il più giovane ha 78 anni e la più anziana quasi 93. Sono i 5 fratelli Maso che si sono ritrovati qualche giorno fa per un singolare pellegrinaggio. Un po' di storia e molto di fede legata a questa statua della Madonna nella chiesa di Covolo di Pederoppa. Tutto inizia dopo la rotta di Caporetto e l'arruolamento in guerra dei ragazzi del 99. Tra loro anche Domenico Maso da Vascon, che finisce prima a Catanzaro e poi lungo il Piave a sorvegliare l'allora ponte di Vidoro. Qua succedeva che a guardia del ponte c'era un bersagliere che era mio padre, e di là del ponte c'era un austriaco che si sono salutati, non si sono sparati. La guerra la volevano i capi, no, i soldati non volevano ammazzarsi.
Qui, lungo il Piave, tra i resti dell'antico ponte, è la prima tappa di questo singolare pellegrinaggio, prima di arrivare alla chiesa di Covolo, dove il giovane bersagliere finisce in una trincea senza ripari dalla pioggia. Così di notte, con alcuni compagni, decide di cercare tra le case bombardate qualche tavola e qualche copo per un tetto improvvisato, trovando però nell'angolo di questa casa allora canonica questa statua intatta. Così i giovani soldati decidono di portarsela in trincea. Hanno scavato nel terreno, fatto come una cappelletta, naturalmente più piccola di questa, l'hanno messa là dentro a riparo. E andavano tutti i soldati? E i soldati andavano a pregare. Si commuove Rosanno, custode della storia del papà. Una storia che continua con il trasferimento del reggimento nelle retrovie di Maser, con statua al seguito, che poi viene affidata ad una famiglia del luogo quando i bersaglieri vengono comandati per la conquista di Trieste. Papà Domenico è uno dei soldati che alza il tricolore a San Giusto. Finisce la guerra e della Madonna dei Bersaglieri si perde ogni traccia. Passa un'altra guerra, ma Domenico non dimentica. Ma solo oltre mezzo secolo dopo, nel 1970, riesce a farsi accompagnare a Covolo e lì si commuove nel rivedere la sua Madonna. Ecco perché i figli hanno compiuto questo singolare pellegrinaggio, che ha un po' stupito anche il parroco che ha aperto loro la chiesa. Una storia incantevole quella che ci hanno raccontato quest'oggi i nostri amici, perché la statua che noi abbiamo visto davvero è significativa per la comunità di Covolo, è quella che viene portata in processione ogni anno il 15 di agosto nella festa dell'Assunta. Ma sapere che c'è questo ricordo antico legato alla guerra e soprattutto questo messaggio di pace che ne deriva diventa ancora più importante, ancora più significativo per il cammino di questa comunità. Cosa diceva della guerra suo papà? Che non serve a niente, che non si devono fare le guerre. Ancora sport, nella città di Treviso si è svolta oggi la gara di sprint di orienteering valida per la Coppa Italia con la sua quarta prova. A vincere in una giornata torrida sono Francesco Mariani in Men Elite ed Elena Ross in Woman Elite. Mariani stacca e batte il campione Tobia Pezzati che in Svizzera, paese leader dell'orienteering, è molto apprezzato. Ad avere oltre 600 i concorrenti è stato un motivo di orgoglio per noi, ha detto uno degli organizzatori, Francesco Basan, segno che è stata riconosciuta la bontà del nostro lavoro. Per noi è stata una sfida non da poco, vinta grazie al supporto dei volontari e delle amministrazioni. Domani si cambia tutto con la prova in bosco al Cansiglio. Siamo alle notizie che arrivano da Belluno. In apertura una notizia di cronaca, un uomo di 48 anni di Thiene, alpinista, è morto dopo essere precipitato stamattina mentre stava scalando la via del lago da Gusella di Giau tra San Vito di Cadore e Colle Santa Lucia. Da una prima ricostruzione l'alpinista primo di cordata si trovava sopra il terzo tiro quando è volato per motivi in fase di accertamento ed è precipitato per una quarantina di metri superando la compagna, ferma in sosta restando legato alla corda dopo aver sbattuto sulla roccia con conseguenti traumi che sono stati fatali. È corsa a 4 per diventare sindaco di Feltre. Apriamo la pagina politica. Tra le candidature parliamo di quella di Nadia Forlin, già consigliere comunale sui banchi dell'opposizione. Io ero all'interno di un gruppo di partito, dopodiché ci sono stati dei mutamenti all'interno di questo partito. Avevo già una lista civica pronta e un programma per cui abbiamo deciso di correre da soli per il cambiamento di Feltre. Nadia Forlin, 61 anni, già consigliere comunale nelle file della Lega, ne è uscita per candidarsi sindaco di Feltre con la lista Feltrini Andiamo. Nonostante 2 esperienze da titolare di azienda, la diretta interessata è la prima ad ammettere che stare sui banchi dell'opposizione è stato un lavoro duro, ma con buoni risultati, fra cui vengono ricordati l'illuminazione sui passaggi pedonali, la messa in sicurezza di una frana che minacciava delle case a Bellai e del parco al Boscarizza, una implementazione dei cestini in città, un accordo fra comune e provincia sulla proprietà delle strade a Villa Paiera. Sono del centrodestra, vediamo come risponde la città e noi ci siamo per correre insieme alla città.
La squadra di candidati è composta da 9 uomini e 5 donne, con al centro del programma ospedale, scuola e famiglia, in cui si parla anche di viabilità, strade, traffico, inquinamento, turismo, ma anche di sinergia con le attività produttive, con un occhio al degrado e alle incurie. Abbiamo 5-6 punti importanti che sono la viabilità, perché abbiamo dei grossi problemi di mobilitazione all'interno del centro città. Abbiamo l'ospedale che è un grosso problema per Feltre, in quanto ci sono problemi per reperire medici. Abbiamo l'ambiente, che Vaia ci ha insegnato moltissimo, il vincolo paesaggistico che è un cappello sopra la città e non possiamo pensare di abrogarlo. Ci fermiamo qui, questo era il nostro ultimo servizio, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un lieve cedimento dell'anticiclone, si accentuerà l'instabilità. Vediamo il dettaglio di lunedì 6 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento per gran parte della giornata. Tuttavia nelle ore centrali avremo più nubi e non si escludono anche occasionali temporali a carattere sparso. Temperature un po' in calo, minime tra 16 e 18 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà del tutto simile. Sarà asciutto e soleggiato in mattinata, a seguire via via più variabile con qualche pioggia. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui dapprima tanto sole, ma con il passare delle ore avremo acquazzoni un po' dappertutto. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.